Attenzione, annuncio di squalifica, l'atleta Laura Tessaro, Sport Management, che ha nuotato in corsia 6 nella terza serie femminile 100 dorso junior, è stata squalificata per nuotata irregolare. Intanto siamo in gara con Veronica Lucchese, terza corsia per lei, accreditata del miglior tempo di iscrizione, vice campionessa italiana di categoria nei 100 dorso, così come nei 100 stile libero e nei 200 misti. 2 ori e 2 argenti per Veronica Lucchese in Coppa Komen. In quell'occasione indossava i colori della nazionale italiana giovanile. Lucchese avanti in 30-42, il passaggio più veloce fino a questo momento rispetto anche alle altre batterie che hanno nuotato. Agnese Donato è seconda in 31,25, poi Lenia Danieli in terza posizione. Primato della manifestazione in questa gara dell'atleta di casa Margherita Panziera, 1:02,70, primato regionale della Pezzato, 1:01,82, primato italiano della Qualla, e andiamo a vedere il crono, 1:02,16, e ci eravamo rilassati all'arrivo di questa gara pensando che era solo un turno di qualificazione, invece che tempo, che prestazione! È il nuovo primato della manifestazione, Veronica Lucchese!